No, stavamo parlando con Alessio. Sì. E Alessio è un giovane cantante, davvero molto bravo, però pensate, è stato pochissimo in televisione, senza campagne pubblicitarie, senza... Però quando lo vedono ai suoi concerti, teenager e folle impazzite. Questa è la prima volta su una grande rete. Sì, guardate che cosa succede ai suoi concerti. Sono davvero giovani impazziti per lui, tantissimi fans, e noi, cari amici, Alessio, ce l'abbiamo qui in studio. Alessio è qui con noi. Alessio. Grazie. Ancora e poi sarà tutto come vuoi, quel che resterà di noi non sarà più niente, forse una fotografia che non butterò più via, spina di malinconia piantata in fondo al cuore, io ti penserò e sottovoce ti maledirò, ma dimenticarti no, non lo posso fare, solo tu sarai quella più importante, solo tu sarai l'unica fra tante, e si leggerà nei miei occhi sempre un nome tuo, solo tu sarai l'unica emozione, solo tu sarai dentro ogni canzone che io scriverò, scusa se non so dimenticare. Quest'ora come fai? Ti accompagno adesso dai, sola non ti lascerei, ti riporto a casa, non parlare se non vuoi, hai già detto tutto ormai, un sorriso come a te non può farci male, io ti penserò e sottovoce ti maledirò, ma dimenticarti no, non lo posso fare, solo tu sarai quella più importante, solo tu sarai l'unica fra tante, e si leggerà nei miei occhi sempre un nome tuo, solo tu sarai l'unica emozione, solo tu sarai dentro ogni canzone che io scriverò, scusa se non so dimenticare. Alessio e la sua band, come vi chiamate? Come si chiama? Alessio, complimenti. Gli alessiani, Gli alessiani. Alessiane? Tu sei di Napoli? Sì, di Napoli. Quindi il tuo è un po' un successo che ricorda quello di altri grandi che hanno cominciato un po' in sordina. Com'è stato? Vabbè, è sempre un'emozione andare a cantare un po' dappertutto, perché devi sapere che le fan crescono giorno dopo giorno, amano molto Alessio. Però, cioè... come dire, senza andare in televisione, senza essere promuovere la Ma per promozione. Napoli c'è questo successo, come si vede. Esiste ancora una possibilità di questo genere? Sicuramente, ma anche diciamo un po' per tutta l'Italia, che ci sono tanti concerti, un po' Milano, Roma, Torino, che fra poco andremo. Prima parlavo con il tuo manager, no? Dice, Sì. ma questo ragazzo è un fenomeno, ma guarda cosa succede davvero Sì, un po', diciamo, ai concerti. Cioè impazziscono tutti, ma come te lo spieghi Mi questo amano tanto, successo? forse per la mia semplicità, il mio modo di fare, cantare canzoni d'amore, che io penso che l'amore è una cosa importante nella vita. Beh. C'è qualche modello che segui, qualche cantante italiano Ma che ti sicuramente piace? ci sono tanti cantanti italiani che io seguo molto. Ma quelli più grandi, come qualcuno ti ha incoraggiato, ti hanno detto qualcosa? Cioè, ci sono... Ma ti posso dire una cosa, scusa se ti do, la cosa importante è essere sempre
essere se stessi e pensare le cose come... non pensare ad altre persone perché non ti possono mai dare un consiglio buono in questo ambiente. Pensare sempre... Loro che sono? Sono Come Dai, sono la mia famiglia, sono la tua presentaci, famiglia. al Alessio. basso abbiamo Gio De Marco, la tastiera, il maestro Savio Di Sarno, la batteria Salvatore, Miriam, Antonella e Gianni alle chitarre. Età media, tu più o meno tutti quanti saranno? Quanti ci arrivate? Non ho capito. Età media, età dico Sì, più o sì, meno. sì. Sui 20 anni? Di più, di più. Di più? Tu quanti ne hai? 25 quasi. Ma vecchissimo proprio. Evviva, in bocca al lupo per tutto quanto, Complimenti. Vi lasciamo allora al verdetto finale con Veronica Maia. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 6:42, minuto più, minuto meno, insieme ad altri ospiti, amici di Uno Mattina, insieme a questa grande macchina davvero. E fra l'altro ringraziamo sempre per gli ascolti, per l'affetto che tutti i giorni i nostri telespettatori ci portano. Grazie, grazie infinite. Evviva, grazie, buona giornata. A domani. Dove andate adesso a suonare?